Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi lunedì 22 maggio. La Protezione Civile Varesina è in Emilia-Romagna ad aiutare la popolazione colpita dall'alluvione e in particolare è al lavoro nel paese di Bagnacavallo. Ci racconta tutto Elisa Petrocelli. Anche la Protezione Civile di Varese, in queste ore, è impegnata in Emilia-Romagna, nelle zone colpite dall'alluvione. Come spiegato da Alberto Barcaro, consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile, oggi la provincia ha messo a disposizione 10 volontari per turno, che utilizzeranno i mezzi d'opera di colonna mobile provinciale per un turno di 4 giorni complessivi. La colonna mobile, infatti, è strutturata proprio per interventi urgenti e di emergenza. Alla provincia di Varese è stata assegnata Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Per i volontari il pernottamento non è possibile, causa affollamento. Il pranzo è al sacco e la cena in un ristorante convenzionato. Tutti i volontari svolgono un servizio gratuito senza fini di lucro alla popolazione. La Regione Lombardia non ha richiesto volontari generici, ma specialisti e con determinati mezzi ed attrezzature che Provincia ha messo prontamente a disposizione con l'organizzazione nota come Colonna Mobile Provinciale, costituita proprio per queste emergenze. Per i volontari non ancora partiti, avranno la possibilità di fornire il proprio contributo alle fasi emergenziali. L'auto da un mese e mezzo è diventata la sua casa a Gavirate e in questi giorni è stata preziosa anche per proteggerlo dalla pioggia. L'ha parcheggiata in un luogo pubblico appartato, al coperto, almeno per ripararla, considerando che contiene tutto quello che possiede, gli abiti per un cambio e il cibo che gli procura il banco alimentare. È la storia di un uomo di 52 anni che un tempo aveva una famiglia, una moglie e una figlia, poi il divorzio, un lavoro in un'azienda varese che ha chiuso nel 2019, altre attività precarie fino a quella che appariva la più sicura in una ditta di Modena che aveva un appalto a Malpensa, appalto che purtroppo con il Covid non è stato più rinnovato. Quanto alle abitazioni, l'iter è stato altrettanto difficile. Così ora quest'uomo vive in auto e il mese scorso ha percepito per la prima volta il reddito di cittadinanza con alcuni buoni per gli alimenti. Una donna del paese che lo aiuta testimonia: sta diventando una situazione insostenibile, diamogli una mano. Il campo da calcio di Calcinate degli Orrigoni a Varese è ora ufficialmente intitolato a Marco Bonomi, il giardiniere benefattore morto nel dicembre del 2020. Ci dice tutto Marco Croci, le immagini sono di Agenzia Blitz. Il campo di calcio a 7 di Via Giordania a Varese è adesso ufficialmente intitolato a Marco Bonomi, ribattezzato il sindaco di Calcinate degli Orrigoni, morto il 27 dicembre del 2020 all'età di 48 anni. Di professione giardiniere si occupava gratuitamente della manutenzione del campo e delle aree verdi della zona. Per questo era stimato non solo nel rione, ma in tutta la città di Varese. Dopo la sua scomparsa era stata indetta una petizione per intitolare a lui il campo. Erano state raccolte in pochi giorni 1400 firme. E nell'estate del 2021 era stata approvata in Consiglio Comunale la mozione dell'allora consigliere Stefano Clerici per la dedica appunto del campo al giardiniere benefattore. Ebbene ora, a distanza di quasi 2 anni e mezzo, il via libera all'intitolazione. Lo ha dato nei giorni scorsi la giunta comunale. Dunque, questo non è più solo il campo di Calcinate degli Orrigoni, è il campo da calcio Marco Bonomi. Il caro affitti con tanto di protesta degli universitari fuori sede è un caso nazionale, ma Varese intanto apre il cantiere per realizzare un nuovo studentato a Biumo Inferiore. Le parole dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Varese, Andrea Civati. Sono iniziati ufficialmente i lavori di riqualificazione di Casa Frasconi, una delle case più antiche della città. Vedete alle mie spalle c'è una piccola scritta che reca 1428, una appunto delle case più antiche della città che il comune riqualificherà nei prossimi anni e riconsegnerà alla città sotto forma di studentato, quindi un luogo per giovani, studenti, ma anche per famiglie, per riabitare il quartiere di Biumo e renderlo sempre più vivo e vitale. Manifestazione antifascista in piazza Montegrappa a Varese. Il servizio di Pasquale Martinoli, le immagini sono di Agenzia Blitz.
Una manifestazione antifascista in piazza Montegrappa Varese, un'iniziativa partita dai giovani di Collettiva, a cui hanno subito aderito associazioni, movimenti, singoli cittadini. Una manifestazione che ha visto la piazza di Varese riempirsi di bandiere e striscione con musica e interventi. Come hanno rimarcato gli organizzatori, tutto è nato dopo alcuni episodi recenti, come l'aggressione ai tifosi del Napoli durante la festa scudetto, la presenza di militanti della comunità dei 12 raggi al 25 aprile ad Azzate, il concerto ad Arcisate organizzato dalla stessa associazione neonazista. A nome di Collettiva, Cecilia Santo ha chiesto che tutti gli spazi pubblici tornino ad essere piazze di tutti, libere, costituzionali, collettive, convintamente antifasciste. Tra i partecipanti alla manifestazione anche il senatore PD Alessandro Raffieri, che ha da poco presentato in Parlamento una richiesta di mettere fuori legge gruppi e movimenti che non rispettino la legge Mancino. L'ho presentata ma finora è rimasta lettera morta, ha spiegato Alfieri. L'ho ribadita recentemente, ma l'attuale ministro degli interni non mi sembra particolarmente sensibile a questa necessità. A Gallarate il traffico in centro è sempre un problema, ma non in via Mazzini, dove ormai l'inversione di marcia è stata digerita e sembra aver risolto ogni guaio. Il servizio di Annalisa Colombo. Poco più di 3 anni. Tanto è passato dal 29 novembre del 2019, il giorno in cui è stato cambiato il senso di marcia in via Mazzini. Un'inversione della viabilità voluta dal sindaco Andrea Cassani nel suo primo mandato. Un intervento, o meglio, come l'hanno definito alcuni, una mini rivoluzione, che fin dal principio ha alimentato la discussione non solo tra i banchi della politica, ma anche tra i gallaratesi, cittadini e commercianti. Una proposta sperimentale che ora, a distanza di tempo, è diventata la normalità e che sembra aver fatto ricredere anche alcuni tra i più scettici, sia tra i residenti che tra i commercianti. Per chi abita nella via, infatti, è stata solo una questione di abitudine. Per i commercianti, invece, l'analisi è un po' più complessa. È difficile calcolare se a livello numerico si sia registrato un grande aumento, ma di sicuro c'è più passaggio rispetto a prima. E a distanza di tempo possiamo dire che la scelta è stata valida, afferma la titolare di Bianchicru e referente di via Mazzini Daniela Cassol. Resta un unico tasto dolente, l'attesa al semaforo per svoltare da via Roma in via Mazzini. A Varese via Colbe si rimette a nuovo. Ci spiega come Marco Croci con le immagini di Agenzia Blitz. La cupola bianca è rivestita da lastre in acciaio di modulo rettangolare, disposte una accanto all'altra fino a coprire l'intera superficie della copertura. Così l'architetto zurighese Justus Dahinden pensò a fine anni '80 del secolo scorso il tetto dell'erigenda chiesa di San Massimiliano Colbe a Varese, un edificio semisferico che rappresenta la quintessenza dell'architettura religiosa contemporanea in città. Una soluzione innovativa che di recente ha avuto necessità di qualche sistemazione per evitare infiltrazioni di acqua piovana e che ora necessita di un nuovo intervento atteso da qualche anno. In occasione del 40° anniversario di fondazione della parrocchia di Villa Guggiare, infatti, il Consiglio Affari Economici ha deliberato di procedere con l'idropulizia della superficie esterna della cupola e in particolare del lato nord, quello verso la montagna, in quanto più esposto alle intemperie e quindi maggiormente soggetto a sporcarsi e alla formazione di muschi. L'intervento, atteso per i prossimi mesi, costerà poco meno di 10.000 euro, in pratica 5 euro per ciascuno dei 2.000 pannelli che ricoprono la volta. E chiudiamo con una curiosità. Quali sono le rotte più usate dai passeggeri che decollano da Malpensa? Ce lo dice l'ENAC, l'Ente Nazionale di Aviazione Civile, che ha reso noti i dati del 2022. Ebbene, se si parla di viaggi in Italia, le 3 mete preferite sono nell'ordine Catania, Palermo e Napoli. In Unione Europea vince Barcellona che batte di misura Parigi. Nel resto del mondo, al primo posto c'è New York, al secondo Londra, al terzo Dubai. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Buona serata!